Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille. Bene, questa sera trascorreremo una mezz'oretta insieme, come sempre, dunque incalzo, vado un po' più veloce con le solite frasi di apertura, vale a dire che ovviamente ringrazio sempre tutti per la partecipazione, la vostra presenza, la compagnia che ci facciamo. Vi ricordo che avete a disposizione una domanda, una finestra di tempo di mezz'ora, dunque sono sicuramente favoriti quelli che arrivano e pongono la loro domanda per primi. Rispondo in ordine di arrivo, non è necessario mettere la domanda 15 volte, basta la prima. Anche perché se arrivate in fondo o comunque se arrivate dopo un quarto d'ora e sono già state fatte altre domande, che mettiate la domanda una volta, quella mettiate 10, intasate solo la chat e non otterrete comunque la risposta. L'importante è la tempestività. Dunque questo è il primo fondamento. Secondo, una domanda cioè una domanda ben formulata, con il vostro nome e la vostra data di nascita. Se chiedete per qualche altra persona o su un'altra persona, il nome e la data di nascita di questa persona qua, insomma. Bene, ho detto più o meno, credo, spero tutto. Ok, va bene. Comunque voi sapete già, i nuovi chiaramente arrivano, sentono ovviamente queste indicazioni per la prima volta, dunque perdonatemi se invece voi le sentite di continuo. Vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti privati a pagamento. Un consulto ha una durata di 45-50 minuti circa e un costo di 20 euro. Durante il consulto comunque non uso solo le sibille che vediamo qui, ma integro e approfondisco molto anche tramite l'astrologia antica e il pendolino quando serve, eccetera. Dunque diciamo che c'è modo di approfondire moltissimo. Bene, ma veniamo a noi, anche perché il tempo stringe. Vi saluto intanto, vedo tante persone collegate, mi fa sempre molto piacere. Abbiamo, aspettate, perché cominciamo a vederci più. Orimei, ok, ciao Orimei, ciao Chiara, ciao Tam, buonasera Marietto, Renza, buonasera, Barbara, Cira, Angelica, Italia, Ermanno. Fate conto che io per ora sto guardando soltanto i vostri nomi, vedo che c'è della roba scritta accanto al vostro nome, ma non sto leggendo, leggo solo voi per salutarvi. Ciao Carmela, ciao Tiziana, ciao Marina, ciao Assunta, buonasera Sara anche a te. Ciao, allora Perla, buonasera. Gaia, Assunta, mi sembra di averti già salutata, sì, Patrizia, Renza, Carmela e Marina. Ecco, ok, per il momento questi amici si sono manifestati, palesati. Allora, dal momento che Orimei è la prima, ho visto che ha fatto una domanda, tra l'altro è nuova, mi fa molto piacere poterle rispondere. Come dico sempre, lasciamo spazio anche ai nuovi di poter ricevere anche loro la loro domanda, la loro risposta e porre la loro domanda. Dunque, Orimei sei lì, buonasera. Vorrei sapere cosa succederà tra me, Federica, 10 luglio 95 e Ionut 14 aprile 97. Allora, scusate un secondo. Ecco qua. Scusate, ma mi stava arrivando una chiamata al mio telefono personale, tra l'altro la mia figlia. Gli ho detto, se non è urgente. Allora, dunque, stavo parlando con Federica, 10 luglio 95, Ionut, 14 aprile 97. Vediamo cosa succederà. Federica e Ionut, io
ti chiedo già scusa perché sono sicura di non averla saputo pronunciare questo nome, ma va bene. Abbiamo capito, mi basta averlo letto, la data c'è, dunque la vibrazione c'è, la domanda è abbastanza precisa, dunque procediamo. Risponde a tutti i requisiti. Allora, fateci sapere tra Federica, beh, insomma, già il taglio è decisamente interessante. Ah, scusate, l'abitudine terribile. Siccome giro le carte spesso e volentieri durante la giornata, dunque mi sono dimenticata di orientarle nel modo giusto, le ho orientate come se le stessi leggendo solo io. Vediamo un pochettino anche l'esito. Allora, vediamo un po' l'inizio. L'inizio sembrava un po' freddino, un pochettino sì, subito c'è stato un interesse, c'era un interesse comunque, vediamo, vedi, la fedeltà, la speranza, dunque diciamo che è un interesse che sicuramente è anche reciproco, ricambiato, però all'inizio allora, scusate, saluto il Marietto che dalla regia ci saluta tutti, lui ha raggiunto il suo orario di sopportazione della giornata, dunque sta andando a letto, vi saluta. Buonanotte Marietto, a domani mattina. E grazie sempre, grazie. Allora, abbiamo, come dicevo, un inizio dove c'è una corrispondenza, ma o timidi oppure un po' bloccati, insomma, diciamo che la cosa si è fermata, cioè si son fermate le conversazioni, le comunicazioni tra voi. Adesso devo dire che sembra assolutamente un gran bell'avvio, abbiamo la matrice, la fortuna, l'amore, la casa, dunque c'è anche intimità. Sembra proprio che stia decollando questo rapporto, che stia andando bene. Attenzione, un po' di gelosia, probabilmente questa gelosia è dovuta anche a certe differenze che potrebbero essere date da una distanza, se non è una distanza fisica, è una distanza culturale, no? Il fascino dello straniero, ma anche le divergenze che porta eventualmente, però sono anche motivo di unione, di attrazione. Dunque non mi preoccuperei più di tanto, nel futuro vedo che comunque ci saranno delle belle opportunità, però tieni sempre gli occhi aperti, evidentemente o qualcuno rema contro e probabilmente cercherà di creare ostacolo, oppure comunque non è tutto chiaro. Le carte purtroppo si fermano qua, non ci ampliano il significato, ci dicono solo attenta. L'esito però non è male. Costanza, ladro, donna maritata, gran consolazione. Allora, senti, se lui ha un'altra persona comunque è spinto e attratto verso di te. Dico se lui ha un'altra persona perché è comparso il ladro, in genere quando compare è sempre segno che o si stan facendo le cose di nascosto, oppure ci si inserisce in un contesto già preesistente, dunque il famoso terzo incomodo. Diciamo che in questo caso penserei che lui comunque ha già un mezzo inciucio o un'altra storia e dunque attenta, però costanza, gran consolazione vanno a favore tuo, dunque diciamo che la cosa proseguirà. Allora, andiamo avanti, tornando indietro nell'elenco, perché io ho fatto poi un salto
per il semplice fatto che la Federica aveva fatto per prima il suo saluto, ma la domanda l'ha posta in un secondo momento, dunque per correttezza. Allora, oh grazie Chiara, ho i capelli oggi, se no in genere arrivo un gatto arruffato. Allora, Barbara, buonasera, vorrei sapere cosa succederà tra me e Barbara, 4 dicembre 82, e Francesco, 12 settembre 84. Va bene. Aspettate, lo allontano un po', se no mi morite lì di infarto vedendomi da vicino. Dunque, per vostra tutela, metto un po' di distanza. Allora, vediamo un po' tra Barbara e Francesco. Cosa succederà? Sibille, raccontatecelo, grazie. Anche qua sembra che si vada a raccogliere qualche cosa di molto carino. Adesso mi ricordo di girare le carte bene, in favore di camera. Allora, vado a rileggere i nomi, Barbara e Francesco. Allora, Barbara e Francesco. Premetto sempre che non conoscendo nulla di voi, tranne quelle poche cose che si possono evincere dalla domanda, io ovviamente prospetto alcune delle possibili interpretazioni. In realtà le sibille possono, cioè volendo snocciolarle, possiamo parlare mezz'ora anche solo di una singola carta. Dunque vado in quello che è l'intuito, no? Dunque denaro, dispiacere, militare, donna maritata a morte. Allora abbiamo una prima linea un poco agghiacciante, un po' problematica. Cosa penso, cosa posso intuire? O che questioni economiche hanno portato dei dispiaceri e delle incomprensioni, o comunque la necessità, la rabbia, la grinta di darsi da fare per venirne fuori, ma con delle problematiche, con un grande stop. E dunque questo ci farebbe intendere che probabilmente queste questioni hanno comunque influenzato il rapporto. Oppure, addirittura, potrebbe parlare già di un vostro rapporto che però è già ha subito qualche colpo, nel senso qualche incomprensione, qualche dispiacere, qualche lotta. O forse addirittura questa donna di servizio potrebbe essere un'altra persona, nascosta, perché il militare sono anche le questioni nascoste, che ha portato a una fine. Dunque, diciamo che qua non sapendo, io ovviamente dico quali possono essere le opzioni più probabili. Però se la questione del rapporto in crisi è quella più veritiera o comunque quella che risponde alla tua situazione, allora questo rapporto che era già solido ma che ha attraversato una crisi recente comunque rivive una sorta di riavvicinamento anche grazie al fatto che probabilmente è già da tempo che la situazione andava avanti, oppure addirittura l'intervento di una delle mamme o di una persona che vi vuole bene ha fatto sì che appunto arrivasse qualche nuova opzione, nuova possibilità e siamo proprio nel pieno di questo perché questa è la linea del presente, dunque è una cosa o recentissima o che deve avvenire. Dunque un incontro o l'intervento appunto di una persona che ha favorito il riavvicinamento, oppure qualcuno che, nonostante
questo passato dove non c'era particolare alchimia, potrebbe aver creato le condizioni di un incontro, di un nuovo inizio. Allora, dunque, vedi che possiamo dire un sacco di cose legato ai significati di queste sibille, di questa stesa in particolare, e dunque spetterà un po' a te capire in che direzione, anche perché appunto io so solo che mi chiedi come andrà, cosa succederà. Allegria, lettera, superbia, dunque conversazione, ammalato, speranza. Allora, diciamo che la stesa prosegue dicendo che comunque le vostre comunicazioni, gli scambi anche telefonici, messaggi saranno molto frequenti, saranno anche piacevoli. Comunque è una carta che accanto a una positiva, anche questa della superbia, aumenta la positività, ma anche può anche mettere un clima di apprensione nei confronti di forme di competizione. Potrebbe essere che tu tema o che lui tema, ma non ci sono carte di gelosia o altre carte inquiete, che possa esserci contatto anche con altre persone, chat con altre persone, però oserei dire che comunque è una linea positiva, dunque più che altro direi che i rapporti scritti, telefonici, le conversazioni saranno all'ordine del giorno e sempre molto piacevoli. Conversazione è ammalato, a un certo punto forse verrà detto qualcosa che non va, però nonostante tutto, o forse qualcosa che preoccuperà, oppure percepirai che c'è un interesse leggero e non profondo, potrebbe voler dire molte cose, o come pure che senti la necessità di riflettere un po', di estraniarti un po', però vedi che comunque la speranza è una carta positiva, ci dice che comunque nel futuro potrebbero arrivare eventi più lieti, comunque una carta che apre spiragli favorevoli nei confronti dei tempi a venire. Può parlare anche di un eventuale viaggetto. Allora, esito, gran consolazione, gelosia, falsità, costanza. Dunque, allora, ovviamente l'esito finale è favorevole, è positivo, però attenta perché probabilmente alcune cose che ti dirà che non saranno del tutto vere ti faranno arrabbiare, oppure che tu temerai e sarai molto preoccupata del fatto che lui possa mentirti, o ancora che tu possa essere, o che lui possa essere, attenzione, c'è qua gelosia, ma non viene fuori chi, potrebbe esserci anche un fraintendimento da ambo le parti, una discussione su qualcosa, su una piccola bugia o su una menzogna, però vedi che poi la costanza parla, così come la speranza e costanza comunque si confermano l'un l'altra come chiusure e parlano comunque di un qualcosa che proseguirà nel tempo. Bene, andiamo avanti, spero comunque di aver risposto nel modo più esaustivo possibile. Vediamo, abbiamo risposto a Barbara, rispondiamo a Angelica. Allora, Angelica, 16 giugno 76, chiede se Fiorenzo la pensa. 24 maggio 54. Allora, visto che è una domanda comunque molto semplice, giro 5 carte, Angelica. Vediamo se Fiorenzo ti pensa. Segretamente. Beh, mi sembra proprio di sì. Ti pensa all'intimità probabilmente che avevate, sa che è stato un uomo fortunato a incontrarti, pensa sicuramente anche di scriverti, di contattarti ancora,
non è detto che lo faccia, perché con questa carta qua non ne sono sicurissima, visto che è una carta comunque di perdita o comunque di lacrime, di dispiacere, di emozioni forti ma al negativo. Il viaggio è una carta di cambiamento che porta movimento, dunque sicuramente lui vorrebbe far seguire al suo pensiero l'azione, ma qualcosa lo frena. Probabilmente o vive una situazione che oppure si è fatto comunque un'idea molto precisa con la quale comunque è irremovibile, cioè lui ha del pensiero verso di te, positivo anche, però è fermo, mi sembra che è anche un po' fermo in modo brusco, c'è qualcosa che non so se ha dei sentimenti di rabbia a volte. Allora, Carmela, allora, Carmela cambia argomento, grazie, così cambiamo un po' il clima della serata. Vediamo, Carmela chiede per la sua situazione finanziaria, 28 giugno 59. Ok, allora mescoliamo per Carmela e vediamo la situazione finanziaria per Carmela nel prossimo periodo. Ok. Allora, sembra proprio che sia in arrivo un cambiamento, potrebbe essere un cambiamento programmato, per il quale c'è già stato una, come dire, più di una conversazione probabilmente. Allora, veniamo a noi Carmela. Dunque, mercante, lettera, gelosia, allegrezza al cuore, gran consolazione. Diciamo che già il passato mette una luce sul lavoro. Il mercante sono tutte le situazioni di lavoro, ma potrebbe anche essere un uomo, una figura professionale che si occupa proprio di commercio, oppure un piccolo imprenditore, un libero professionista. Ad ogni modo il focus è sulle questioni lavorative o comunque l'ambiente lavorativo. Dunque da qui pare che sia arrivata una lettera, una comunicazione che ti ha gettato in uno stato di prostrazione o comunque non è stata sicuramente una notizia di quelle piacevoli, ha creato parecchio scompiglio anche interiormente, però allegrezza al cuore e gran consolazione fanno capire che per te comunque, nonostante tutto, è andata bene o comunque la preoccupazione è stata in qualche modo esorcizzata, nel senso che probabilmente ha avuto un epilogo più favorevole, oppure questa situazione forte comincia, perché qua ci avviamo sempre più verso il presente, comincia ad avere qualche possibilità, più di una, di soluzione, e qui c'è anche la carta in cui si può progettare o comunque pensare, cominciare a trovare, cioè cullare i propri sogni, anche se è un invito all'azione. Malinconia, dottore, allegria e messaggero. Allora, sicuramente hai delle preoccupazioni e forse in passato le cose andavano meglio, rimpiangi questo passato, può essere un momento di appunto proprio di vera e propria malinconia oppure di tristezza, qualcosa che vivi con quell'amarezza, no? Però attenzione, come questa, anche questa, nonostante l'apparenza, porta con sé i germi della speranza, perché abbiamo appunto eh,
qua la vegetazione, dunque è una carta comunque positiva che dice di non arrenderti. In effetti puoi contare sull'aiuto di qualcuno che verrà a darti una mano, probabilmente è qualcuno che ha delle informazioni giuste, oppure professionalmente è capace, dunque ti può dare una mano, ti può consigliare nel modo corretto, mostrarti la strada più giusta da seguire. Vedi che poi c'è allegria e messaggero, dunque torna a essere un po' più serena la cosa, e forse in questo clima di ritrovata serenità, alla quale ti approssimi rapidamente, potrebbe giungere una notizia che, attenzione, vedi che si aggancia qua nel prossimo periodo. Questa notizia potrebbe essere portata da una persona che tu conosci, da un tuo conoscente, una tua amica. Comunque è una carta che parla di armonia. Armonia, qua c'è una proposta, donna maritata, dunque per quanto riguarda le questioni economiche, sicuramente la possibilità che ci sia una proposta, o comunque un miglioramento, un rinnovato entusiasmo, che anche se è una proposta potrebbe comunque mantenere lo stato delle cose, dunque potrebbe non essere un qualcosa di completamente nuovo, ma una nuova modalità di affrontare qualcosa che hai già. Attenzione, è vero che c'è probabilmente un piccolo dispiacere, sempre per le questioni economiche, però guarda, fortuna, speranza, si vince, comunque la fortuna e la speranza sono dalla tua parte. Devo dire che per quanto riguarda le questioni economiche, ci saranno dei momenti di maggior fortuna, dove vai a concretizzare, a consolidare delle cose, a raccogliere anche i risultati di qualcosa, però devi fare attenzione a essere, a gestire le cose con saggezza, per ordine di priorità, e non farti prendere la mano da delle cose. Cerca di, come dire, vedi, leggerezza è un invito anche a essere più prudenti, no? La matrice è nemica, allora sicuramente c'è un qualcosa del passato che ancora è lì, è un qualcosa che amavi fare, o una situazione che ovviamente ti vedeva più serena, più felice, però vedi che comunque ci sono delle cose che si muovono, devi solo fare attenzione qui a mh, a qualche ostacolo che potrà venir fuori, però di fondo non sono carte negative. Io spero che siano riuscite a darti qualche indicazione. Io, non conoscendo nulla, faccio un po' fatica. Allora, andiamo avanti. Allora, vediamo Tiziana. Buonasera. Conoscerò una persona che mi amerà per come sono? Grazie. Tiziana, 12 novembre 58. Allora, Tiziana, vi ricordo che le sibille non hanno un carattere definitivo. Loro amano raccontare, ci raccontano un po' quello che avviene nel prossimo periodo, ma non danno una risposta definitiva, ed è giusto che sia così, anche perché noi stessi siamo continuamente diversi dal momento prima. In un momento le interroghiamo e siamo su una certa lunghezza d'onda, mezz'ora dopo, il giorno dopo, una settimana dopo, il nostro animo è differente ed è sintonizzato su altre frequenze. Dunque loro ci raccontano anche in base a come ci leggono in quel momento, e non escono casualmente le carte, entrano in risonanza. Dunque, cosa voglio dire? Che siccome entrano in risonanza di un momento, è un po' come le analisi del sangue. Ecco, vi faccio un esempio. Noi le analisi del sangue le andiamo a fare, ovviamente a digiuno, però cosa leggono? Leggono un pochettino gli equilibri del sangue di quel periodo, cioè di quel momento,
che è la somma di quello che abbiamo mangiato, di cosa abbiamo bevuto, di come abbiamo vissuto anche nel periodo precedente. Ma se ci mettiamo a dieta, rifacciamo le analisi dopo un mese, abbiamo altri valori, a meno di grosse patologie o di cose proprio inevitabili. E così sono le sibille. Loro magari le interroghiamo oggi, le interroghiamo fra un mese. Le interroghiamo oggi, noi siamo la somma degli atteggiamenti precedenti e anche delle nostre emozioni fino a quel momento. Poi decidiamo che la cosa non può andare avanti così, ci mettiamo di buzzo buono, le rifacciamo fra un mese e cambiano. E magari resta qualche evento perché era proprio destino che succedesse, qualcos'altro no. Dunque la loro mutevolezza dipende anche da noi, ok? Questo ci tenevo a dirlo. Allora, Tiziana, cosa voglio dire? Che adesso mi risponderanno per come ti senti in questo momento e per quelle cose più probabili nel prossimo periodo, ma che molto dipenderà anche da te, da come ti metti in gioco e se tu per prima ti ami per come sei. Questo è importantissimo. Allora, 12 novembre 58, Tiziana, Sibille, ditemi se incontra nel prossimo periodo una persona che la ama e l'amerà per com'è. Grazie. Dunque, vediamo nel prossimo periodo, Tiziana, ma non significa mai se dovesse essere una cosa negativa. Allora, per ora, diciamo che sto blocco continua, c'è una certa perseveranza nell'essere bloccati, però va bene, vediamo un po'. Ok. Allora, vediamo un po' Tiziana. Fedeltà, leggerezza, gran consolazione, donna maritata, omaggio di preziosi. Allora, io qui vedo comunque nel passato un rapporto che deve essere stato un rapporto comunque importante, cioè donna maritata, però c'è anche la fedeltà, però c'è qua un paio di indizi. Uno è la carta della leggerezza, dunque ripeto che i significati della leggerezza sono molteplici, può indicare appunto di essere prudenti e di non prendere sotto gamba le cose, di non essere superficiali, può indicare un momento in cui abbiamo bisogno di essere leggeri, può indicare persone o luoghi di posti lontani, dunque il fascino per tutto ciò che è esotico, straniero, può indicare anche gesti di imprudenza o eccessiva leggerezza, appunto. Insomma, abbiamo capito, anche un periodo di mutamento, di trasformazione. Dunque, cosa può voler dire? Che un rapporto comunque solido, forse ha conosciuto una nuova fase del suo essere, oppure può essere stato commesso un qualcosa dando per scontato, sai quelle situazioni di leggerezza, no? Che si dà per scontato una cosa e non si calcola bene le conseguenze del nostro gesto. Potrebbe anche esserci stato un rapporto vissuto a distanza che ti ha fatto progettare, sognare, ma che può essere non stato consumato nel modo giusto, perché comunque l'omaggio di preziosi sono le occasioni, sì, sono i doni, sono i conseguimenti, ma a volte sono anche le occasioni che perdiamo, i doni che abbandoniamo o tutte le cose a cui non diamo la giusta luce, la giusta importanza. Dunque, io credo che nel passato, non troppo lontano, ci sia già stato un rapporto forse tenuto a distanza, nel senso che non eravate magari nello stesso posto, nella stessa città, e che però non sia stato forse goduto o vissuto nel modo giusto, un'occasione sprecata, direi. Al momento comunque
hai ancora tanta buona volontà, hai ancora delle speranze, nutri dei sogni per il tuo futuro, ti dai anche da fare, nel senso che non ti sei chiusa a riccio, non vedo carte di contrazione, non vedo abbattimento, e vedo un corteggiatore. Però questo corteggiatore lascialo pure perdere, perché non, guarda, sì che sembra un gran signore, però disgrazia, morte, meglio che non ci metti il cuore, perché non mi sembra una cosa che possa avere un qualcosa di positivo nel futuro. Cioè, se hai già qualcuno che ti gira intorno, attenta, non, non ci mettere il carro con tutto lo scecco, ok? Dunque, attenta, valuta bene, sii attenta sempre, e forse questa circospezione, questa saggezza, questa maturità potrebbe effettivamente aprirti a un nuovo periodo della tua vita. E comunque attenta, perché potrebbe esserci appunto nel prossimo periodo un uomo che ti fa false promesse o lusinghe e poi non le mantiene. Diciamo che vedo qualcosina, c'è già qualcosa che si muove, perché abbiamo appunto questo corteggiatore, però non ci fare tanto affidamento, capisci? Prenditi il tempo di studiare bene la situazione. Comunque potrebbe anche essere che da un'amicizia nasca qualcosina di più, eh? Dunque non ti chiudere, come del resto stai facendo, però sii attenta, diciamo, non il primo che passa. Allora, c'è la domanda di Tam, vediamo un pochettino. Tam chiede, Tamara, non mi hai messo il nome, guardo 5 carte al volo e poi vediamo un pochettino, tanto se in tempi brevi questo part-time lo vediamo subito. 21 febbraio 65. Per ora la situation è un pelino bloccata. Allora, stanza, donna di servizio, speranza, sospiri, donna maritata. Allora, ecco qua. Dunque, la possibilità di un colloquio nell'immediato c'è, sarà sicuramente un lavoro molto movimentato, molto attivo, comunque ti lasciano aperta una finestra anche per una cosa un po' più duratura. Sembra che la proposta possa essere positiva, in realtà poi vedi che c'è attesa, sospiri, però poi c'è una conferma. Dunque un po' altalenante, nel senso che probabilmente il colloquio andrà bene, tu colpirai anche per la tua voglia di lavorare, di darti da fare, per la tua buona volontà. Dunque non hai un esito negativo, il classico va bene, ti facciamo sapere, aspetterai un pochino, però poi c'è una conferma. Dunque vedremo, Tam. Allora, io ringrazio tutti i partecipanti questa sera, ringrazio tutti anche le tante domande a cui non sono riuscita ad arrivare e a dare una risposta. Vi invito a tornare venerdì alle 21:30 sul mio, sempre qua su questo canale, così che io possa rispondere alle persone a cui non sono riuscita a rispondere questa sera. Vi ricordo comunque che domani, ma che venerdì? Lunedì? Siamo a venerdì, scusate, do i numeri. Allora, il primo appuntamento con me sarà lunedì alle 21:30. Domani pomeriggio però vi ricordo che il Marietto Veneziano alle 16 ha la diretta sul suo canale YouTube, dunque anche lui domani potrà dare risposta a qualcuno di voi. Se non conoscete il Marietto Veneziano, cercate Marietto Veneziano su YouTube e lo trovate immediatamente, trovate il suo canale.
Bene, detto questo, vi ricordo ancora che sono disponibile per consulti privati a pagamento, dunque se vi fa piacere un approfondimento contattatemi pure tramite WhatsApp. Un consulto a un costo di 20 €, una durata di 45-50 minuti. Allora, per il resto tornate a trovarmi. Vi ringrazio tantissimo e vi abbraccio, vi auguro un buon proseguimento di serata e un ottimo fine settimana. A presto.